Quello dei metalmeccanici non sarà un Natale facile, il lavoro continua a mancare. A rilevarlo preoccupata è la FIM CISL del Veneto che a fine anno traccia un bilancio della situazione. Un'analisi complessiva viene data per esempio dai dati della cassa integrazione ordinaria e straordinaria nel Veneto, che sono passate dai 7 milioni circa di ore del 2008 a oltre i 38 milioni di ore del 2009. Questo ha interessato migliaia di lavoratori e lavoratrici e i segnali di ripresa, seppur di fronte a un piccolo rimbalzo tecnico nel mese di ottobre, non si vedono ancora in maniera definitiva. Da gennaio a ottobre 863 aziende hanno aperto una procedura di crisi coinvolgendo 20.400 lavoratori. Con un assegno di circa 750 euro e magari una famiglia a carico, vivere è un'impresa. Noi riteniamo infatti che vadano potenziati, vadano aumentati sia nella quantità del tempo a disposizione per le imprese e per i lavoratori, sia nella quantità economica, soprattutto a sostegno dei lavoratori stessi. A soffrire non sono solo le grandi aziende come la Fincantieri o l'Aprilia, ma tutto il manifatturiero, anche se qui per fortuna i fondi per gli ammortizzatori sociali in deroga sono stati assicurati. Non sappiamo ancora come e in che quantità sarà finanziato, però la garanzia c'è e la possibilità di dare una risposta anche a questi lavoratori pure. Vicenza, Padova, Treviso, le province più colpite, ma la crisi ha investito un po' tutta la regione e i dati più recenti allarmano. Negli ultimi 3 mesi dell'anno c'è stato un incremento del 49% di aziende che hanno dichiarato il fallimento. Questo è un segnale che ci preoccupa particolarmente perché oltre alla fine della cassa integrazione rischiano di finire anche le risorse delle aziende per sostenere le imprese. Unica nota positiva, ma ovviamente solo per la CISL e la UIL, visto che la CGIL non ha firmato, il rinnovo del contratto di lavoro, sul cui accordo separato non sono mancate le polemiche e le proteste. Le nuove regole ci hanno aiutato il contratto dei meccanici, hanno consentito ai lavoratori metalmeccanici dal primo giorno di scadenza di avere gli aumenti del contratto nazionale, di averli nel giro di 24 mesi, con un incremento economico proporzionato all'inflazione più alto nel corso degli ultimi 15 anni. Per cui è un contratto che proprio in momento di crisi è ancora più importante.